Il 19 di luglio ci sarà la seconda edizione del premio Città di Aragona, un evento importante, un evento che l'anno scorso è riuscito bene, quindi vogliamo fare di questo un evento a cadenza annuale, perché è importantissimo ricordare tutti i nostri concittadini che sono fuori da Aragona e comunque in condizioni anche difficili, perché uno che esce è solo, non ha riferimenti, sono riusciti comunque ad emergere e a dare lustro anche alla nostra cittadina. Ecco, l'anno scorso abbiamo premiato il vescovo Marino, abbiamo premiato una dottoressa in economia, la dottoressa Scarito, abbiamo premiato il noto giornalista Gianluigi Galluzzo, abbiamo premiato anche complessivamente erano 5, tutti non me le ricordo, comunque è stata veramente una bella esperienza. Quest'anno saranno premiate Don Giovanni Lattuca, un prete che è stato marito, padre e nonno, e poi dopo il decesso della moglie ha preso i voti, quindi è una persona molto devota, una persona che, ecco, si è distinta fuori dal nostro territorio. C'è anche Giovanni Fucà, dottore Giovanni Fucà, che è un oncologo all'Humanitas di Milano, la dottoressa Anna Maria Giacomo, un'oncologa che si è distinta, che diciamo ormai è una nota professionista, possiamo dire, in tutto il mondo. Poi ecco, abbiamo il dottore Angelo Collura, che è stata una persona che si è distinta nella vita, perché oltre a essere un noto imprenditore, ma è anche stata una persona che si è occupata tantissimo di sociale, è stato anche missionario, quindi dico, siamo veramente contenti di questa seconda edizione e speriamo il prossimo anno di ripeterla con personaggi originari di Aragona, o quantomeno i familiari originari di Aragona, che sono volti famosi come John Turturro e Nino Frassica. Nella qualità di presidente dell'Associazione Culturale Aragonese nel Mondo, quest'anno daremo inizio alla seconda edizione. La motivazione è quella di premiare tutti quegli aragonesi, quelle eccellenze che si distinguono nel loro campo lavorativo e professionale nei vari contesti nazionali e internazionali. L'iniziativa è volta a richiamare ogni singolo premiato all'appartenenza, cioè del proprio paese e alle proprie origini, per far sì che diventino anche motivo e orgoglio di quelle eccellenze aragonesi che abbiamo anche nel nostro paese, tanto è vero che riescono tutt'oggi a tenere vivo questo paese e soprattutto servono allo sviluppo del territorio, nell'espletamento del sociale e in quello economico.